Ma veramente? Fuochi d'artificio ieri sera ad Eraclea per festeggiare la liberazione di Luciano Donadio. I razzi sarebbero partiti proprio in corrispondenza della dimora dell'imputato nel processo sulla presunta cellula dei Casalesi, attiva per anni nel Veneto orientale, di cui è considerato il boss e che ora ha ottenuto l'obbligo di dimora. Sono stata informata già ieri sera di questo episodio che è successo verso le 10:30, 10:40. Mi hanno riferito che è un episodio durato pochissimi minuti, quindi l'interpretazione che vogliamo dare è quella, probabilmente hanno deciso di festeggiare così, ma sono subito intervenuti i carabinieri, i quali stanno facendo gli accertamenti anche sulla mancata autorizzazione di questi fuochi dei quali nessuno aveva chiesto nulla in comune. L'amministrazione intanto è pronta a prendere provvedimenti in merito all'episodio avvenuto ieri sera. Si pensa che sia stato solo un festeggiamento tra familiari e gli autori del gesto ora rischiano solamente una multa. È un effetto di stupore perché non ce l'aspettavamo. Naturalmente il fatto che lui sia libero di girare gli è previsto dal provvedimento del giudice solamente la dimora nel comune dove ha eletto la residenza e di conseguenza è una sua libertà e facoltà a girare per tutto il paese. Diciamo che non ci stupiamo di questo proprio perché è nelle sue facoltà. Il processo è in corso, ma nell'attesa della sentenza è stata disposta la liberazione per Donadio come per tutti gli altri imputati. Dopo un anno e mezzo di commissariamento, ora il comune di Eraclea punta al rilancio con iniziative e convegni, ma l'opposizione, pur condividendo le parole del sindaco, puntualizza la mancata adesione ad avviso pubblico. Un rammarico quello di aver presentato la mozione per aderire all'avviso pubblico che non è stata accolta. Ecco, io credo che si poteva fare di più in questi 2 anni e mezzo in termini di educazione civica. Il sindaco però non ci sta e spiega le sue ragioni. Perché io la vedo come una strumentalizzazione politica, così come è stata posta e così come c'è la provenienza di avviso pubblico che secondo me non è completamente neutra a un'appartenenza politica, ritengo che sia l'ennesimo tentativo di strumentalizzare un argomento per fare notizia o per fare un po' di clamore.